Con le gare della categoria allieve femminile si chiudeva la giornata a Segromigno e Monte di sport. Vediamo che le atlete si sono già schierate nelle categorie esordienti. La gara generale era stata vinta da Acuti, atleta del primo anno, atleta della Valcar, bravissima Maria Acuti che era venuta via. Vediamo il via dato da Brunello Fanini, ormai chi non conosce Brunello Fanini, organizzatore del Giro della Toscana Donne, papà di Michela Fanini, questa campionessa che purtroppo nel 1994 ci ha lasciato, però ecco un bellissimo anche omaggio di Segromigno e Monte a un personaggio della provincia di Lucca, ma del ciclismo in generale proprio femminile, come Brunello Fanini, che ha dato il via a queste 65 atlete che hanno preso il via per il trofeo Capannori in rosa, riservato questa volta per la categoria allieve. Dicevamo la gara degli esordienti vinta dal primo anno Maria Acuti, che è riuscita, l'atleta della Valcar, ad avvantaggiarsi nel finale. Abbiamo visto passare ora la campionessa regionale Giulia Coppini del Racing Team Fanelli. Qui vediamo siamo al secondo giro di gara, gruppo compatto, 12 giri erano quelli che dovevano fare queste atlete, sempre la maglia della campionessa regionale in coda al gruppo, l'atleta del Racing Team Fanelli. Siamo invece passati al terzo giro di gara, sempre gruppo compatto, sono le maglie della Polisportiva Fiumicinense lì a fare l'andatura in questo momento. Noi intanto ne prendiamo anche per dare alcune informazioni delle squadre che hanno preso il via. Sono state la Sicilistica San Miniato Santa Croce, l'Associazione Sportiva Dilettantistica GV2 Team Pink, la Valcar Travel Service, la Maserati Cadeo Carpaneto, la Polisportiva Fiumicinense Adriatica, la Ciclistica Bordighera, la Bici Festival, la Ziraf Guerciotti, la Giù Green AS di Gloria Mino, la Bessi di Calenzano, la Gioca in Bici Oio Po, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Foligno, la Radesca Cycling Team, la Gruppo Sportivo Cinquale, Pedale Toscano Ponticino, il Team Toscano Giarre, il Racing Team Fanelli, la Giampaolo Caruso, la Polisportiva Molinella e la Città di Castello, mentre c'è uno scatto davanti al gruppo, maglia della Valcar che sta cercando di uscire. Si tratta di Marta Pavesi che sta provando con uno scatto a uscire dal gruppo però che è molto allungato, si sta formando un drappello di 4-5 unità in testa al gruppo, ma diciamo che il gruppo è proprio lì dietro, una ventina di metri, ma anche meno possiamo dire, c'è poco da fare. Mentre con le immagini siamo passati al quarto giro di gara ed è un atleta della ciclistica San Miniato Santa Croce. Si tratta di Virginia Gelichi che sta cercando di uscire con la compagna di squadra, due atlete della formazione di Patron Biagini. Si tratta di Letizia Tasciotti insieme a Virginia Gelichi che stanno cercando di uscire dal gruppo. Queste due atlete ci tengono a fare bene, le atlete dirette da la campionessa Fabiana Luperini. Però il gruppo non lascia fare, si è già staccata la Geli che è rimasta da solo davanti la Tasciotti che sta passando ora davanti al gruppo. 4 giri di gara percorsi fin qui, vediamo gruppo allungatissimo, sono le atlete della Valcar che stanno andando, almeno sembrano le atlete della Valcar, a fare l'andatura per andare a chiudere sulla atleta della San Miniato e Santa Croce. Vediamo il gruppo molto allungato, molto, ma rimane sempre compatto, a meno che ovviamente non ci sia. Non erano le atlete della Valcar, intanto mi ero sbagliato, si trattava quella dell'Associazione Sportiva Dilettantistica CGV2 Team Pink, che era andata in quel momento, era Irma Siri che stava cercando di fare l'andatura. Qui vediamo gruppo che prende tutta la sedia stradale, siamo 7 giri al termine, gruppo che prende tutta la sedia stradale. Vediamo anche le motostaffette oggi affidate a motociclisti pistoiesi che stanno segnalando il pericolo sulla strada, loro gli angeli custodi degli atleti durante le gare, le motoscorte in tutte le sue forme, che sia motociclisti pistoiesi o Moto Guzzi di Prato o quelli di Massa o di Arezzo, comunque sia oggi c'era la motociclisti pistoiesi. Vediamo qui questa piccola rotonda presa, segnalata benissimo dalle motoscorte, e abbiamo visto passare il gruppo compatto che prendeva tutta la sede stradale. Siamo passati ai giri al termine, ne mancano 6, vediamo, sta cercando di uscire ancora l'atleta della Valcar, è sempre Marta Pavesi che sta cercando di uscire. Con lei si sta andando a formare un duo in testa alla corsa. Si tratta dell'atleta della Busto Garolfo, si tratta di Martina Barbiero
che è uscita dal gruppo, ma vantaggio minimo. Vediamo che il gruppo è una decina di metri, ma anche meno, gruppo compatto si può dire. Infatti vediamo gruppo allungatissimo ma compatto, gruppo che non lascia fare assolutamente, quindi niente da fare anche per questo attacco della Pavesi e della Barbiero, che sono già rientrate il gruppo che ora ritorna compatto. Siamo ormai a 5 giri al termine, mentre qui con le immagini siamo passati a 4 giri alla conclusione. Sempre gruppo compatto, l'andatura non è molto forte, infatti non è allungato, si vede. Ora vediamo, c'è l'atleta della Valcar sempre lì davanti nelle prime posizioni. Ora a fare l'andatura in questo momento si tratta di Vittoria Grassi del Team Pink, che sta facendo l'andatura in questo momento. Alla sua ruota c'era sempre Martina Barbiero della Busto Garolfo, si sta per passare sotto il traguardo, sempre un gruppo molto folto. Ricordiamo sono 65 le atlete che hanno preso il via per questo trofeo Capannori in rosa, questa giornata che ha visto al mattino la compagine maschile della categoria degli esordienti del primo e del secondo anno. Vediamo anche il cartello, 5 giri al termine, 5 giri al termine segnalato. Siamo invece con le immagini quindi ai 4 giri ormai finali. Ormai le gare sta andando per concludersi. Dopo questa sarà una giornata di sport, di ciclismo soprattutto, che si andrà a chiudere. Ora a fare l'andatura era Smeralda Orecchio della Team Toscano Giarre. Lì davanti arrivano anche le maglie della Foscod Bessi di Calenzano nelle prime posizioni del gruppo. Anche loro, dobbiamo dire, ci sembrava Ilaria Leardini, no? Invece in questo momento ci siamo stati sbugiardati, e Caterina Senesi che era lì davanti. Gruppo che vediamo sia un po' assottigliato, però comunque rimane lì. Con le immagini invece vediamo che la situazione si è evoluta. Siamo a 3 giri e mezzo al termine, 2 atlete che hanno preso la testa della corsa. Si tratta dell'atleta del Team Pink Sara Guidetti e poi sempre la Barbiero che è sempre del Busto Garolfo. Queste due atlete hanno un vantaggio che ancora non riusciamo a identificare. Vediamo, la nostra telecamera si volta, 100 metri il vantaggio del qualcosa di più per le due atlete, per la Barbiero della Busto Garolfo e della Guidetti della Team Pink. Si volta la Guidetti ora un attimo a controllare la situazione. La Barbiero alla sua ruota, attivissimo a quest'atleta della Busto Garolfo che già in precedenza ci aveva provato. Abbiamo visto passare ora Moto Informazione Germelli. Vediamo gruppo allungatissimo, c'è stato un forcing, c'è stata una sollecitazione dell'andatura per cercare di andare a chiudere. Infatti non sono più 100 ma saranno una cinquantina di metri. Se ne accorge subito infatti in questo momento probabilmente la Guidetti, che ha smesso subito di dare il suo apporto. Anche la Barbiero che ci ha provato più volte, quindi onore anche a lei, a questa atleta. Siamo a 2 giri al termine, sono 3 atlete, sempre le atlete del Team Pink che ci stanno provando. Prima è stata la Guidetti, questa volta è la Ferrari, Linda Ferrari, che ci sta provando. Insieme a loro viaggia della Maserati Cadeo Carpaneto, Alessia Sgriglieri. E poi vediamo anche, andiamo a identificare l'altra atleta. Si tratta della formazione della Giampaolo Caruso, Concetta Bonelli. Queste 3 atlete hanno un vantaggio anche loro minimo. Ora un attimo in difficoltà l'atleta della Maserati Cadeo, la Sgrilleri, che un attimino ha perso le ruote dalle due atlete che la stanno sopraggiungendo. Molto attive le atlete del Team Pink. Ricordiamo è Linda Ferrari lì davanti. Prima era stata la Guidetti, ora è la Ferrari che ci sta provando. Con loro abbiamo detto la Concetta Bonelli della Giampaolo Caruso. Queste sono le 3 atlete al comando quando di giri ne mancano solo 2 al termine. Vedremo quando passeremo sotto l'arrivo, ci sarà il suono della campana. Continua l'atleta del Team Pink, la Ferrari, a sollecitare l'andatura per cercare di portare via questo drappello. Un po' in difficoltà era la Sgrilleri della formazione della Maserati, mentre rimane sempre sulla sua ruota la Bonelli della Giampaolo Caruso. Quindi per ora ci sono 2 atleti al comando, un po' in difficoltà la Sgrilleri, anche se rimane lì con loro a un distacco minimo 10 metri, quindi dovrebbe essere, vediamo un attimo, ma in difficoltà la Sgrilleri, è in difficoltà nettamente. Ci si è voltata la nostra telecamera, quindi rimangono 2 atleti al comando. Ferrari la Ferrari
la Ferrari, Linda Ferrari della Team Pink e della formazione della Giampaolo, la Concetta Bonelli della Giampaolo Caruso. Poi abbiamo visto passare Alessia Sgrilleri della Maserati Cadeo Carpaneto. Qui vediamo il gruppo dietro tirato dalle atlete della Valcar, è sempre una delle più attive quest'oggi la Marta Pavesi della Valcar Travel, che sta cercando di far rientrare le compagne di squadra. Grande lavoro degli atleti, qui siamo vicini al passaggio e vediamo che il gruppo è tornato compatto, si passerà sotto l'arrivo, gruppo compatto. La Pavesi in prima posizione, bravissima Marta Pavesi della Valcar, molto attiva quest'oggi. Alla sua ruota c'è sempre Linda Ferrari che era in fuga in precedenza. Queste le prime due posizioni del gruppo. Si va a concludersi anche questa gara, si passerà sotto l'arrivo, ci sarà il suono della campana, le stiamo accompagnando le atlete di questa trofeo Capannoni in rosa. C'è una sollecitazione, sembra essere la maglia della campionessa regionale, esatto, del Racing Team Fanelli, Giulia Coppi, che ci sta provando in questo momento. Infatti è proprio lei che ci sta provando, ci sta realmente. L'ultimo giro è quello buono, si dice a volte, lo è stato per Aleandro Di Riccio negli esordienti del primo anno, non lo è stato così per la categoria allievi, dove sono venuti via. Vantaggio minimo per la Coppi, che ovviamente viene tenuta anche sotto stretta osservazione dalle altre atlete, sanno che può essere una situazione difficile, se la lasciano andare potrebbe essere finita. E infatti la Valcar, vediamo le maglie della Valcar che stanno cercando di chiudere immediatamente, anche quelle del Team Pink, ma sono soprattutto quelle della Valcar che ora dovranno cercare di muoversi. Siamo ormai, l'attacco della coppia è rientrata, perché le immagini ci dicono che non c'è più l'atleta della Racing, la campionessa regionale Giulia Coppi del Racing Team Fanelli, ma il gruppo è tornato a essere compatto. Quando di chilometri ne mancano solo 2,5 alla fine, quindi 2,5 km alla fine e basta. Ci sarà da vedere chi riuscirà ad aggiudicarsi. Sarà volata probabilmente, perché siamo ormai all'ultimo chilometro. Vediamo un po' se riusciamo a vedere. Ora stiamo aspettando, stiamo vedendo anche la zona dell'arrivo. Ultima curva, vediamo, e c'è un atleta in solitaria, una maglia della Gioca in Bici Oglio. Non riusciamo ancora ad identificare di chi si tratta. Vediamo, stanno passando le motoscarpette. Dovrebbe farcela, potrebbe farcela, perché il gruppo è un attimo indeciso su cosa fare e mi sa che ce la dovrebbe fare. La andiamo un attimo, inizialmente, piano piano che si avvicina, riusciamo a scorgere. Si tratta di Rebecca Vezzosi della Gioca in Bici Oglio. Poi passa ora Pietro Germelli della Moto Informazione, va a vincere, possiamo dirlo. Grandissima azione all'ultimo chilometro di Rebecca Vezzosi, che va a vincere, l'atleta della Bici Oglio. Po' davanti, eccola lì la volata per il secondo posto, vinta da Vittoria Grassi della Team Pink. Terza Lucia Romeo Brillante della Ciclistica Bordighera. Quarta Irma Siri della Team Pink. Quinta Valentina Zanzi della Fiumicinense. Sesta Emma Meucci della Zia Querciotti. Settima Beatrice Bertolini della Valcar. Ottava Eleonora Davigo della Ciclistica Bordighera. Nona Letizia Tasciotti della Ciclistica San Miniato e Santa Croce. E decima Camilla Colombo della Giù Green Gorla Minore. Anche questo stiamo vedendo il replay intanto dell'azione della Vezzosi, che è venuta via all'ultimo chilometro. Grande azione, è stata una giornata di sport incredibile quella a Segromigno. La mattina la compagine maschile con le vittorie di Riccio, di Sciarra e di Russo, il duo e il team Cesaro che dal sud è venuto al nord, ha fatto una bellissima gara. Queste immagini invece sono della categoria che ha chiuso con la vittoria bellissima della Vezzosi, che è riuscita a vincere in bici Oglio Po. Grandissima. Con queste immagini, con questo sole di questa giornata a Segromigno in monte, andiamo alle interviste di rito con i protagonisti. Siamo con Vezzosi Rebecca della Gioca in Bici Oglio. Io gli ho detto nella premiazione, ti ho detto sul cerimoniale, attenzione ultimo chilometro, il gruppo compatto, volata, sarà lanciata una volata. Avevo preparato un pezzo, mi è toccato cambiarlo perché agli 800 metri sei uscita come un fulmine, 50 metri, 100 metri, 150 metri e sei arrivato qua a braccia alzate. Io ho dovuto mettere un We Are The Champion all'ultimo secondo. Com'è nata l'idea di questo all'improvviso? Allora in realtà è stato un po' inaspettato, perché all'ultimo chilometro appunto era partita una ragazza della Valcar, io le sono andata dietro, poi dopo ha mollato e ho subito riscattato, anche se la gamba iniziava ad essere un po' pesante, però è stata una settimana davvero dura con delle cadute e ho detto basta, adesso mi sono stufata di non piazzarmi. A chi si dedica questa vittoria, perché poi questa non è una semplice vittoria ma è una vittoria cercata, una vittoria solo, con una foto che ti ritrae tre a braccia alzate e un gruppo in volata dietro, bellissimo.
Beh, sicuramente alla squadra, agli allenatori che si sono svegliati davvero presto stamattina alle 3 e ovviamente alla mia famiglia che c'è sempre a sostenermi. Siamo con la seconda classificata, lei Grassi Vittoria della VO2 e Team Pink. Vittoria, grande volata come ho detto prima alla terza classificata, però non avete fatto i calcoli agli ultimi 800 metri con un grande guizzo. No, anche io non mi aspettavo questo scatto, ma subito alla sua ruota ho cercato di andare un'altra della Valcar e mi sono accodata, ma subito dopo all'ultima curva si è spostata, avevo paura di non riuscire ad arrivare fino all'arrivo. La VO2 l'ho vista attivissima anche, che ha provato a portare via drappelli e tutto, la Valcar sempre a chiudere, tant'è che poi siamo arrivati in un finale dove giustamente la VO2 che aveva provato a uscire non era mai stata fortunata, la Valcar che ha chiuso perennemente per tutta la corsa ha sbagliato gli ultimi 800 metri. Sì, con la mia squadra avevamo tutte le gare, stiamo provando a cercare di mandar via una fuga, ma purtroppo non ci siamo riusciti anche questa volta. Ma siamo contente comunque della gara fatta. Siamo con brillante Romeo Lucia della ciclista bordighera, una grande volata subito che veramente è valso la terza posizione, ma la gamba c'è, un trofeo rosa che ti ha visto subito da protagonista, e qual è il tuo pensiero dopo un terzo posto? Ma la gamba c'era in tutta la gara, me la sono giostrata bene e poi alla fine sono riuscita a fare terza, sono contenta di questo piazzamento. C'è stata proprio, vi è scappato di mano nell'ultimo proprio 800 metri, Vezzosi Rebecca, come ha fatto a uscire? Sì, non mi aspettavo questo scatto, ha scattato molto veloce, mi aspettavo che le squadre più numerose si preparassero per la volata, la più forte. Siamo con il vicepresidente vicario regionale Mauro Renzoni. Mauro, ti abbiamo visto all'opera oggi anche nel lavoro sporco, perché io credo che il buon esempio venga proprio dato a questi livelli. Abbiamo visto le categorie maschili a contrasto con le categorie femminili, in tutto in un contesto che è Segromigno, con due team, il team Valdinevole e il team Ciclistica Samiato, e io credo che sia stato un bel connubio. Sì, certamente è stato un bel connubio, una bella gara. Una bella giornata, siamo stanchi, però sono contento, sono veramente contento di questa giornata infinita, perché 5 gare sono tante, però l'importante è che non è successo niente, non ci sono state cadute, e questo come comitato avevo paura, perché questo percorso era un po' insidioso, perché si parte in discesa e si torna in salita, però ci sono 2 rotonde quando si girano a sinistra che erano un po' così e così, però bene, i tecnici, i direttori di corsa hanno lavorato bene, tutti i nostri qui amici che ci hanno dato tutti una mano, perché un po' fra noi del team Valdinevole, mi dico noi perché ancora faccio parte del team Valdinevole, nonostante sia il presidente vicario della federazione regionale, però veramente una bella giornata di ciclismo. Sicuramente l'ultima domanda proprio in chiusura, oggi un 2 giugno per noi intenso, ma quante gare c'era in Toscana, quanto sta funzionando ora la federazione, o perlomeno quanto ha voglia di far funzionare il sistema federale in Toscana? Noi abbiamo voglia di farlo funzionare, perché come avete visto, insomma, non è passato sabato o domenica che non ci siano state delle gare, perché anche se qualcuno ha annullato la propria gara, ci siamo dati da fare e siamo riusciti a fare una gara a qualcun altro. E con questo credo che il comitato stia operando molto ma molto bene. Siamo con Daniele Nesti. Quando io parlo di Daniele Nesti, io parlo della ciclistica Samiato Santa Croce, quando veramente si va a organizzare una giornata come questa, un movimento femminile, una rivincita del movimento femminile in un posto dove erano anni che non si era verificato tutto ciò. E io credo, Daniele, che tu abbia fatto un grande numero, te e tutta la macchina organizzativa.
Sì, io devo ringraziare innanzitutto tutta la ciclistica San Miniato Santa Croce, i genitori, l'organizzazione anche del team Val di Nievole, perché questa sinergia ha portato veramente a fare un successo enorme di una manifestazione che è partita così come scommessa e insomma è venuta, penso, una bella manifestazione anche a livello nazionale, e questo sono contento anche del percorso e di quello che è stata anche le corse, una diversa dall'altra con arrivi del tutto inaspettati. Daniele, guarda, io ti voglio dire, questi voglio mettere a paragone oggi il ciclismo, quello che ho visto è femminile a quello maschile. Abbiamo visto proprio le ragazze su quando sono partite si sono date battaglia, tant'è che sono arrivati 2 arrivi veramente con la fuga in atto, cosa che prima nelle categorie prima maschili forse questo non c'è, forse oggi erano prese in prima linea, erano caricate al puntino giusto, perché io ho detto che la fatica non conosce sesso e per me la fatica sulla donna è un bel vedere. Sì, e questo sicuramente possiamo ringraziare il Trofeo Rosa, perché dà una carica in più a queste ragazze per indossare questa maglietta che insomma per loro è un prestigio e un onore anche poterla indossare sia durante le manifestazioni durante l'anno, ma soprattutto indossarla a fine di tutto il circuito. La cosa importante è che siamo a Segromigno, patria diciamo del ciclismo femminile, per cui forse è un qualcosa in più che ha dato la voglia a queste bimbe di durare ancora più fatica rispetto ai concorrenti maschili. Siamo con Biagini Franco, attenzione, il presidente della sciistica San Miniato Santa Croce, nonché anche il responsabile di quando si parla del Trofeo Rosa. Io credo, Franco, che sia stato oggi un giorno spettacolare, dove siete riusciti a dare un'importanza al movimento femminile pazzesco, perché siamo riusciti a fare una telecronaca e a parlare con vocaboli di ciclismo in un gruppo strettamente femminile, e questo io credo che tu abbia fatto un grande miracolo e un grande successo. Sì, no, questo diciamo il cammino mio e viene da lontano, perché sono tanti anni che faccio il femminile e tanti anni che organizzo anche delle gare femminili, per cui insomma noi ce la mettiamo tutta, nonostante l'età ce l'ho messa tutta, però io voglio ringraziare Daniele Nesti, voglio ringraziare tutto lo staff della Val di Nievole, ma soprattutto anche i miei collaboratori, perché sono giorni e giorni che qui abbiamo lavorato, abbiamo cercato di mettere in sicurezza, come ben avete visto, e tutto diciamo il circuito, quindi dedico parecchio di quello, di tutto a tutti quelli che mi hanno collaborato insieme a me e gli sponsor, chiaramente. Biagini, noi ti ringraziamo per la tua umiltà, ma oggi abbiamo sentiti tanti suoni non provenienti, suoni toscani, ma tanti accenti un po' sparsi in tutta Italia. Il capitale del ciclismo femminile oggi era qua a Segromigno, e se questo l'avete fatto è grazie alla macchina organizzativa, ma io credo anche grazie al tuo cuore, Biagini. Sì, io ringrazio tutte le società che sono venute e che mi hanno dato fiducia, perché ormai mi conoscano da tanti anni, per cui sanno che quando organizzo una gara io l'organizzo nel migliore modo. Qui non si fa una via di mezzo, ma si cerca, poi sempre non riesce proprio, nessuno è perfetto, però loro vengono volentieri perché sanno che con me vanno sul tranquillo, ecco. Appuntamento alla prossima tappa all'Aiatico, e lì riparleremo ancora al femminile. Sì, perché con Claudio De Angeli collaboriamo, per cui e lui questa volta è responsabile e io cercherò di collaborare con lui nel migliore dei modi. Io ringrazio che era anche lui qui e io domenica sarò da lui. Ecco, è uno scambio fra società, perché è importante questa collaborazione anche con quella che c'è stata con la Val di Nievole, perché fra società non si può più farsi la guerra o fare le invidie. Qui fra società oggi, se si vuole andare avanti, bisogna collaborare. Io collaboro con tante società e mi trovo bene, e loro si trovano bene con me, ecco.